ambusciate, e paesi, e cetate canusci, e quanto treni a scimmie ed a chianari. Un artista parla solo delle cose che conosce, delle cose che sa, delle cose con le quali ha vissuto una comunione profonda da sempre, da quando non era neppure cosciente. Ci sdraiavamo sulla terrazza di Villa Valguarnera e parlavamo dell'universo. Io ero piccola, avevo 10 anni. La giustizia, la disoccupazione già esiste più, tutte le salute alla scuola, tutti i vecchi anziani che sono ammati del paradiso, tutti i film dei più libri. Viveva la puta unghie, veniva meschino ogni sera, tutte le sere, meschino un cristiano buono, ci accettava. Caro Paolo, hai concluso la tua giornata, illuminata da un ideale che oggi accomuna centinaia e centinaia di milioni di lavoratori in tutto il mondo. Lungo funerale nero di formiche segue la salma di una zanzara eroicamente caduta. E siamo più felici dalla domanda. Io se sono più bella. Anche se vado a fare un reportage di guerra o la fame in Africa, la faccio perché poi devo tirare fuori 5 foto per il giornale, che sono... L'una scendevano la canaletta della carina e sembravano del rock. Io nella mia coscienza mi sono sentito per 30 anni un confinato, e 30 anni manco una bagherina. C'è basando, così, parla. Allora ci vuole sempre l'uomo, sempre, è inutile. Mancando l'uomo il mondo è finito.